Abbiamo degli indicatori che sono in alcuni casi addirittura al di sopra del 2019, quindi siamo fiduciosi e siamo convinti che anche quest'anno la Costa Veneta sarà premiata come primo tematismo balneare a livello nazionale. La stagione turistica sul litorale veneto è partita alla grande, merito anche della sinergia tra politica, privati e imprenditori del mare, che dopo lo stop per la pandemia stanno confermando la tendenza della stagione scorsa, dell'estate 2021, quando, nonostante le limitazioni sanitarie, gli italiani hanno riscoperto le bellezze del nord-est, ma in queste settimane è boom di stranieri, in particolare di quelli di lingua tedesca. Ma abbiamo già una massiccia presenza proprio in questi giorni anche dai mercati di lingua tedesca e quindi dai mercati di prossimità, Svizzera, Austria, Germania. Gli stranieri tornano prepotentemente sulla costa, gli aeroporti hanno ripreso a lavorare in maniera importante e quindi siamo assolutamente fiduciosi che alla fine della stagione i numeri dimostreranno che siamo tornati a quella che era la situazione pre-Covid. Per quanto riguarda invece le concessioni balneari, quelle che dovranno essere messe a disposizione di tutti con un bando, in Veneto c'è stata una reazione diversa da altre regioni. Le uniche concessioni demaniali che non andranno a gara, infatti, si trovano proprio in Veneto, unica regione d'Italia che ha una legge regionale specifica. Unica in Italia ad avere una legge regionale che prevede la possibilità di rilasciare dei titoli concessori proprio con questi progetti di utilità, di partenariato pubblico-privato di cui tanto si parla. È bene che il governo riconosca che quello che è stato fatto fin qui è stato fatto dai privati e quindi questi sforzi devono essere riconosciuti e devono essere tutelati nell'affrontare i prossimi percorsi di evidenza pubblica.